Popolo. Eccolo qua, Semi Varin in diretta dagli studi di Milano, via Bellerio 41, il bunker di Radio Libertà vi informa con la nostra e la vostra controinformazione. Perché la vostra? Perché siete voi stessi a fare da editorialisti, a parlare su queste frequenze, a commentare le notizie di questo periodo storico, inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659 e ne abbiamo accumulati tanti che tra pochissimo vi leggerò. Il tempo di collegarci con il Qui Parlamento, ma avremo anche un ospite dalla montagna, signori. Oggi l'ex sindaco cantautore Gavino Fiori ci farà ascoltare il suo ultimo pezzo intitolato Pochi attimi, ma avremo anche i bacchettoni. Come ogni lunedì, Matteo Orlando, direttore di informazionecattolica.it. Poi, a mezzogiorno, Nicola Ottaviani e la sua belva civile, quindi anche lui editorialista e bello tosto nel commentare gli ultimi fatti direttamente dal Parlamento. Prima però le ultimissime notizie. Il sito del Corriere si sofferma sulla terza ondata di caldo in arrivo in queste ore, come nascono le temperature roventi e come sopravvivere anche alle notti. No al caffè, fare docce tiepide, attenzione ai farmaci e poi il paradosso della crema solare. Ecco perché chi la usa alla fine potrebbe anche rischiare di più. Sam Kumsha. La guerra, raffica di raid americani, Teheran colpisce basi statunitensi in Giordania, Bahrain, Kuwait, salgono i prezzi di petrolio e gas e la borsa di Seul crolla meno 9%. Insomma, Hormuz è di nuovo in ostaggio dei Pasdaran. Cosa succede ora ai mercati e all'economia? Secondo voi? Benzina, bollette, merci e borse. Gli scenari. Così apre il sito del Corriere. Vediamo se con Repubblica siamo un po' più fortunati. Nuovi raid USA, Teheran stop all'accordo se Trump non rispetta gli impegni, la battaglia di Hormuz. Questo principale titolo sul sito di Repubblica, che poi mette come video del giorno lo scivolone di Vannacci. Ieri, immagino, nell'intervistona sulla 7, Gramsci è morto? Ci fa piacere, poi prova a fare marcia indietro. Ce lo siamo guardati tutti, naturalmente, quel programma in cui il generale Vannacci era circondato da cattivissimi giornalisti che gli hanno fatto le domande più improbabili, pompandolo naturalmente come pericolosissimo nuovo leader del centrodestra, e naturalmente per loro è un onore e un piacere pompare Vannacci come possibile fastidio, è molto forte per il centrodestra. Naturalmente la domanda finale: ma lei entrerà nel centrodestra per le elezioni? A questa domanda non c'è stata risposta, ma bando alle ciance, cominciamo dall'inizio, ci colleghiamo con Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, onorevoli. Il provvedimento che oggi approviamo lascerà un segno profondo per le nuove generazioni. È un atto concreto che punta a ricostruire e richiamare quella fiducia che i nostri giovani, troppo spesso delusi, non intendono più concedere alla politica. Con questo provvedimento tracciamo una linea stabile, solida e di lungo periodo. Non una legge bandiera, non uno spot, ma stiamo costruendo un'infrastruttura sociale per il futuro della nostra nazione. E lo facciamo facendo finalmente chiarezza, separando e valorizzando due ambiti che spesso sono stati confusi, ma che rispondono a esigenze diverse e complementari. Da un lato ci sono le politiche giovanili che hanno il compito strategico di dare ai ragazzi gli strumenti per emanciparsi, studiare, fare impresa, lavorare e trovare la propria strada in autonomia. Dall'altro lato c'è il servizio civile universale, che rappresenta la massima espressione del dovere
civico e del legame comunitario. Il servizio civile non è un ammortizzatore sociale e non è una politica passiva di sostegno, è la scelta consapevole di chi decide di rimboccarsi le maniche per mettersi a servizio degli altri. Politiche giovanili e servizio civile che corrono su binari paralleli verso un unico obiettivo: maturità, responsabilità, futuro dei nostri ragazzi. Questo provvedimento smantella le barriere burocratiche, avvicinando le istituzioni ai bisogni reali dei giovani. Dare la possibilità ai giovani di mettere a frutto il proprio talento e di costruire il proprio domani con le loro forze. Questa è una priorità per tutti noi, per quest'Aula, per l'Italia. I giovani non chiedono scorciatoie, non chiedono privilegi, chiedono di potersi costruire un futuro. C'è un principio cardine come centrodestra che rivendichiamo anche come Lega con forza. I giovani non possono più essere passivi destinatari delle decisioni della politica. I giovani devono esserne i protagonisti. Ascoltarli non può e non deve essere un rito simbolico, una concessione di facciata. Nessuna politica giovanile può essere davvero efficace se viene calata dall'alto, senza l'apporto di chi quella realtà la vive sulla propria pelle ogni giorno. Per questo accogliamo con grande favore gli strumenti di consultazione e il rafforzamento della partecipazione nel testo. Il dialogo con le organizzazioni giovanili diventa finalmente parte integrante, strutturale e obbligatoria dell'azione pubblica. Questo principio si applica su entrambi, politiche giovanili e servizio civile universale. Rimanendo in tema di servizio civile, chi sceglie di dedicare un anno della propria vita alla comunità compie un gesto di straordinario valore civico. È un'esperienza che forma i cittadini ancor prima che i lavoratori. Si impara il significato delle responsabilità, della solidarietà e del sacrificio. Per questo era doveroso intervenire sul piano normativo, semplificando le procedure e riordinando la disciplina, per dare massima efficienza al sistema, senza mai barattare la qualità e la rigidità dei controlli. Nel corso dell'esame parlamentare il testo è stato ulteriormente migliorato, grazie a un confronto serio e costruttivo, tramite il coinvolgimento delle regioni, di ANCI, dell'UPI e attraverso un tavolo tecnico permanente, convinti che le migliori politiche pubbliche nascano dalla sinergia istituzionale e mai dall'isolamento. L'aspetto più importante, voluto a gran voce e con determinazione, che rivendichiamo è l'emendamento a nostra firma, che trasformerà un anno di servizio, tra virgolette, in un vero e proprio investimento occupazionale nel privato, dando ai ragazzi e ragazze qualcosa di scritto e certificato da inserire nel curriculum per trovare lavoro, oltre ad essere un passepartout nei concorsi pubblici, questo già destinato nel decreto della pubblica amministrazione del 2023, un 15%, quindi nei concorsi destinato a chi fa questo servizio, svolge questo servizio. E crediti, anche già inseriti in altri provvedimenti, formativi universitari. Insieme a questo il potenziamento della Carta Giovani Nazionale, l'istituzione dell'osservatorio permanente vanno esattamente nella stessa direzione. Smettere di rincorrere le emergenze e piantare i pilastri solidi capaci di durare nel tempo. Diciamolo chiaramente e senza paura, le leggi da sole
non cambiano la realtà, ma possono creare le condizioni perché il talento dei nostri giovani non venga disperso. Perché l'entusiasmo trovi un varco e perché ogni ragazzo e ogni ragazza possano sentire che l'Italia crede nelle loro capacità e scommette sul futuro. Ritagliarsi uno spazio importante nella società, quello spazio che con la ricetta vecchia delle opposizioni non avrebbe di certo trovato tramite il reddito di cittadinanza, condannati e intrappolati verso uno spazio chiamato divano, un'assistenza di Stato che spegne il futuro dei giovani e uccide la dignità delle persone. Mettere soprattutto in risalto la nostra visione con questo provvedimento è investire nelle nuove generazioni con lungimiranza per garantire la sopravvivenza e la prosperità della nostra Italia. Per queste ragioni, con la massima convinzione e con la testa e con il cuore rivolto al futuro dei nostri giovani, il gruppo Lega esprime parere favorevole. Grazie. Grazie onorevole. Qui Parlamento. Mi hai lasciato una carezza per sognarti ancora. Mi hai mandato baci e poesie per pensarti ancora. Anche le nuvole hanno dipinto nel cielo il tuo sorriso caldo e invitante per incantare e cullare il mio cuore. Ma è nella notte che la solitudine prova a spezzare il mio respiro, fermare il vento delle mie vele in pochi attimi, in pochi attimi, in pochi attimi, in pochi attimi. Nai, 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 ciao, sei qui, finalmente sei tornata, amore. Credimi, non sembra vero di rivederti ancora in questa stanza che ora sente di fragole il tuo profumo dolce e invadente che arriva ai sensi, mi scuote, mi accende. Adesso abbracciami, stringimi tutto a te, voglio sentire il tuo respiro vibrare forte nelle mie vene in pochi attimi, in pochi attimi, in pochi attimi, in pochi attimi. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Il bel canto all'italiana, signori, quanto ci manca e quando non lo trovo io per ascoltare buona musica, sapete che faccio? Io chiamo Gavino Fiori. Buongiorno Gavino! Buongiorno carissimo, buongiorno, sono felice di sentirti e grazie che hai messo la mia canzone in onda, grazie di cuore. Ma Gavino, la tua musica ci salva da questa valle di lacrime che è quotidianamente la mia rassegna stampa con notizie che sono sempre terribili, trovarne di buone faccio molta fatica, per fortuna c'è Gavino Fiori con pochi attimi e devo dire, signori, se ancora non lo conoscete Gavino Fiori, sappiate, in questi anni abbiamo incontrato un cantautore psicologo, quello che fa il taxista, chi si mantiene facendo un insegnante di chitarra, chi il coach, ma signori, il cantautore sindaco è davvero da collezione. E Gavino Fiori è conosciutissimo perché è stato in carica a Cavarnia, in provincia di Como, per 2 mandati consecutivi, un borgo di poche centinaia di abitazioni, di abitanti, immerso nelle montagne che più montagna non si può, si separa con la montagna la Svizzera dal lago di Como e sei diventato famoso anche perché nel tuo paese c'era la maggioranza quasi assoluta di elettori per la Lega, pare che di elettore del PD ce ne fosse soltanto uno, adesso poi mi aggiorni, Sì, ma sì, anche, sì, sì, è ma successo anche, questo. anche addirittura, questa è una cosa ancora più divertente, questa Cavarnia era diventata anche famosa perché il paese più povero d'Italia. Ma poverini, ma come mai? Ma Gavino, ma a me dispiace, volevamo fare quasi una raccolta di fondi per Cavarnia, poi si è capito che non era proprio così. Ma a questo punto mi fermo, Gavino, dici qualcosa sul tuo bellissimo paese che consigliamo a tutti coloro che ci seguono in questi giorni, che sono in vacanza, dicono mamma non so dove andare, voglio andare in un posto un po' particolare, fuori dalle scatole, non voglio vedere code, casini, eccetera. Segnatevi questo paese, Cavarnia. Gavino Fiori, da dove vuoi partire? A te. Ascolta, innanzitutto grazie, come ti dicevo prima, di avermi invitato a fare questa bella chiacchierata. Io sono nato a Cavarnia nel 54 e ho fatto il sindaco per 23 anni, quindi diciamo mi sono divertito con la politica e soprattutto ho pensato di responsabilizzarmi in questo modo per aiutare e per rendermi a disposizione della mia popolazione, che adesso non sono più sindaco, però mi è rimasto comunque nel cuore il mio paese, la mia gente, e come dicevi tu, se si può consigliare a qualcuno di passare una vacanza in libertà, in mezzo ai boschi, liberi, andare a fare passeggiate semplici perché non ci sono montagne difficili da scalare, ecco, è l'ideale per famiglie che vogliono lasciare per un po' la città e calarsi nella bellezza naturale della Val Cavarnia. La Val Cavarnia è una bella valle, è un anfiteatro, ci sono fiumi, ci sono boschi, ci sono i crinali della montagna. Al di là del crinale c'è la Svizzera, quindi si può anche ammirare il Monte Bianco, il Monte Rosa, insomma tante belle cose si possono vedere lì. E in più ci sono 2 rifugi funzionanti, il rifugio San Lucio a 1500 metri, il rifugio Garzierola a 2000 metri, e abbiamo una bellissima colonia con un campo sportivo. Insomma, se si vuole passare dei momenti in serenità, ecco, Cavarnia potrebbe essere una buona meta. Invece, per quanto riguarda la mia canzone, è una canzone semplicissima d'amore, in cui la bella deve andare via per un po' di tempo perché deve lavorare, va in un paese lontano, poi per vari motivi non riesce a ritornare subito e naturalmente l'innamorato si preoccupa, resta solo, dice ma questa qui non torna più, invece poi ritorna e tutto
finisce bene, ecco. E allora, il sindaco canterino ha iniziato a cantare quando? Cioè, stavi ancora facendo il sindaco quando ti è venuta questa passione o è arrivato in un momento particolare della tua vita? Io la passione per la musica, soprattutto di creare canzoni, l'ho sempre avuta fin da piccolo, ecco, mi è sempre piaciuto fantasticare e ho imparato a suonare la chitarra a 14 anni in collegio e lì ho imparato a conoscere il mondo della musica, a suonare le canzoni dei cantautori di allora, De Gregori, De André, che De André è uno dei miei preferiti perché è un poeta, quindi a me piace anche scrivere poesie, per cui il mio riferimento musicale e culturale sicuramente va a finire lì. E quindi ho sempre scritto nel tempo canzoni e poesie. Poi naturalmente mi sono detto è inutile che lascio tutte queste canzoni qua chiuse in un cassetto, forse è meglio che magari mi metto a pubblicarle. E nel 2021 ho iniziato con la prima canzone, ho pubblicato Non finisce mai, che è una canzone che si riferisce al periodo della pandemia, quindi problemi legati a quel momento di chiusura, eccetera, eccetera. Poi l'anno dopo ne ho pubblicata un'altra, Salviamo il mondo, che anche quella è una canzone che invita un po' tutti a pensare a quello che si dovrebbe fare di bello e non di brutto, e cioè cercare di non massacrare il pianeta di veleni, non fare le guerre, inventarsi invece qualche cosa di bello per poter vivere in pace. Ecco, la canzone invita un po', è un appello a non a lasciarsi prendere la mano dalla violenza, dall'aggressività e invece cercare di portare un messaggio di pace. Questo è. E poi è arrivato l'album Soffio di luce e poi le altre 4 canzoni, tra cui l'ultima è questa, Pochi attimi. A novembre ne uscirà un'altra che adesso non sto a commentare perché è ancora un inedito, però a novembre uscirà un'altra canzone, quindi chiuderò il 2026 con 2 altri brani pubblicati. Capite ragazzi che mentre noi siamo qui in mezzo ai Maranza con tutte le problematiche terribili di cronaca quotidiane e in più ci si mette pure il caldo, c'è qualcuno su a quanti? 1500 metri, un po' meno. Quanto siete voi di altezza, Gavino? A 1100. 1100. È il comune più alto della provincia di Como. E allora, a 1100 metri la temperatura oggi dove sta? A che punto siamo con la temperatura lì da te? È una temperatura insomma anche accettabile perché non è certo il caldo che c'è a Milano, ecco, comunque siamo sempre sopra i 25 gradi. 25 gradi ci può stare, soprattutto immagino non ci sia l'afa che domina qui in pianura padana, mentre noi siamo qui a soffrire, signori. C'è qualcuno a Cavarnia, sopra Como, Gavino Fiori, che canta anche i buoni sentimenti, le positività, le raccomandazioni per noi e per i nostri giovani, per cercare di vivere meglio, di affrontare meglio questa strana esistenza sul pianeta Terra. E signori, adesso non vorremmo ripetere l'appello figlio d'Apollo, ma è veramente una buona idea farsi un weekendino o pensare semplicemente di fare una gita fuori porta, andare a Cavarnia e salutare chiaramente il Gavino Fiori che abita lì. Domanda, perché già mi stanno scrivendo, Gavino, mentre noi parliamo, Sì. da dove si prende la strada per arrivare a Cavarnia praticamente? Bisogna arrivare fino a, e poi dov'è che si comincia a salire per uno, metti che arriva da Lecco o che arriva insomma da quella strada insomma dove passano tutti? Se arriva da Como, che quindi si fa la strada del lago, Sì. Si arriva a Menaggio, poi si arriva al bivio per Carlasso e sul bivio di Carlasso si trova poi la provinciale che arriva a Cavarnia. Quindi semplicissimo, Como, Menaggio, Carlasso,
provinciale per la Val Cavarnia, quindi semplicissimo. Fantastico. Oppure se si arriva da Lugano, a Porlezza si prende a sinistra per la Valrezzo e si arriva ugualmente a Cavarnia. Ecco, attenzione perché io ero rimasto che è difficile poi trovare bar alimentari, eccetera. A che punto siete adesso in quel di Cavarnia per trovare un bar? Ce l'avete o non ce l'avete? Sì, c'è un bar vicino al municipio, sì, lì nella zona centrale, diciamo, del paese è rimasto un bar bello, anche un bel posto. E allora signori, cerchiamo di andare. Il nostro amico Oscar. Oscar, andate da Oscar, che altrimenti, se no, accidenti, magari è lì tutto il giorno, dice cavolo, ma non entra quasi nessuno, ma per favore. Nel weekend, immagino, comunque, io sto scherzando, nel weekend c'è del movimento, perché di gente che ha voglia di andare fuori dalle scatole, Gavino, ce n'è parecchia, mi sa. Sì. No, durante la settimana è un po' più calmo perché è un paese di frontalieri, quindi non c'è molto movimento. Nel weekend, soprattutto adesso che c'è il periodo estivo, chiaramente un po' di movimento c'è, ecco. Dai, vai allora, signori, se cercate nuove emozioni, andare in un posto dove sicuramente vostro marito non vi ha ancora portato, mogli, datevi da fare. Cavarnia, sopra Como, si arriva da Menaggio. Cosa volete di più nella vita? Ma soprattutto quando siete lì, è chiaro che dovete chiedere. Allora, cominciate dal bar, andate al bar e chiedete, ma dove sta Gavino Fiori? Sicuramente lo conoscono e quindi vi dicono dove abita e andate a citofonate Fiori, giusto? Sì, grazie di questo pensiero. Ma ci mancherebbe, anche perché Gavino Fiori c'ha dei prodotti buonissimi, tra cui i suoi CD, e quindi come minimo qualche CD roba buona da portare a casa, secondo me li trovate, anche perché te l'ho detto, il Gavino è bello perché canta ancora con quel modo antico che oggi è sempre più difficile trovare, ed è il motivo per cui, Gavino, la tua musica, ogni volta che esce un pezzo nuovo, io la trasmetto sempre. Gavino Fiori, non mi sono imperticato su come i giornali hanno parlato di te, sui palchi che hai calcato in questi anni, perché hai fatto anche importanti trasmissioni anche televisive, magari queste le faremo in un secondo momento, però sappiate che se cercate su YouTube Gavino Fiori ne saltano fuori di cose, perché oltre a essere un sindaco molto conosciuto, e anche come cantante ha fatto scuola, e diciamo in molti si sono interessati a questo fenomeno bellissimo del bel canto in un posto stupendo come Cavarnia, e le amicizie non sono mancate anche tra grandi artisti come ad esempio Gatto Pancieri. Ma torneremo a parlarne, Gavino, perché noi ogni tanto ci sentiamo e tu lo sai che quando passi da Milano, un bel viaggettone, però so che ogni tanto ci passi, mi fai un fischio e ti invito ancora in radio, d'accordo? Grazie carissimo, bella idea questa, sì. No, mi ricordo che sono stato da te e mi sono trovato benissimo. Sì, è stato bello. Dai, quando passi ancora dalla zona avvisami che ci rivediamo. Molto bene, io lo prendo come promessa e impegno. Ci stiamo. Ci risentiamo e mi farà molto molto piacere rivederti, risentirti e parlare di belle cose come abbiamo parlato oggi. Volentieri. Ecco. Buona musica, buon freschetto, a presto, Gavino Fiori. Grazie, buona continuazione, grazie mille Varin, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis.
e voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 44 08, oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com, e già che siete lì sul sito buttate un occhio alla linea cosmetica, dove trovate che d'estate, in primavera, la crema alla bava di lumache o dermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro, trasporto gratuito. Fate voi, visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ah, ci siamo sfogati, signori. Prima la musica tradizionale con pochi attimi di Gavino Fiori, adesso quella dance, dance, pompa, pompa, pompa di Steve Zerbin Sound. Lui è Stefano Zerbini, musicista e produttore discografico Universal Change. Universal Change. Lo trovi facilmente su YouTube e su tutti gli store digitali, e chiaramente se hai 20 anni, 30, 40 e ti piace ancora ballare, questa è roba buona. 11:37, seguiamo la Lega, che ne dici? Dai! Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Sempre più spiagge libere. Chi lavora e paga le tasse ha diritto a usufruire del mare come della montagna senza essere costretto a ulteriori balzelli. Brava questa ascoltatrice, ci riferiamo alla rassegna stampa di questa mattina. Sul quotidiano La Stampa prosegue la polemica a Spotorno in Liguria e sul fatto che il sindaco vuole riempire Spotorno di spiagge, sì, ma libere. Messaggio audio, chi sarà mai, cosa mai dirà? La rassegna stampa di questa mattina. Sono io che parlo. La Stampa prosegue la polemica. Io mi amo in Liguria. Io mi amo perché mi piace risentirmi, no? Sentiamo cosa dice questo. Semmi, Sì. Vannacci è stato contestato a Genova perché dicono che lui è contro gli immigrati che lavorano dall'ANPI e dalla CGIL, tutte balle, perché lui è contro gli immigrati irregolari che delinquono e che fanno delle azioni che sono da espellere. Quindi bisogna però cercare di trovare un accordo con Vannacci. Adesso non è presto perché deve ancora farsi le sue ossa, ma dopo non c'è motivo perché ci sia questa divisione fra la Lega e Vannacci. Dopo si deve trovare un accordo. Chiaro. Bene. Ciao. Chiaro. Ieri lo ricordiamo, sulla 7 si è difeso alla grande Vannacci, ma la mia sensazione è che gli amici, i colleghi, giornalisti, professionisti, poco di sinistra, volessero pomparlo proprio per fare un dispetto al centrodestra e quindi lo gonfiassero come un pallone per dare più fastidio alla compagine di centrodestra. Vero è che Vannacci deve cominciare a votare i provvedimenti di questo governo e insomma qualcosina nelle ultime ore mi pare che abbia votato delle buone proposte, ad esempio sulla cittadinanza portate avanti dalla Lega, dicendo se ti comporti in un certo modo la cittadinanza italiana ce la togliamo. Cose che la Lega racconta da 20 anni. Poi a noi dispiace che Vannacci sia entrato solo adesso in politica, che abbia imparato qualche cosa dalla Lega. Però ribadisco e discoriba, un personaggio, una caratura come quella di Vannacci, assolutamente, a mio parere, importante. Bisogna capire se c'è da fidarsi oppure no. Questo è, ripeto, dopo gli abbracci, i baci, le promesse che ci siamo fatti un anno fa a Pontida, è una domanda che mi viene assolutamente spontanea e vi giuro, cari ascoltatori, se mi capiterà nuovamente di intervistarlo, oddio, ho il suo numero, potrei farlo anche in questo momento se volessi, gliela facciamo questa domanda. Generale, c'è da fidarsi di lei? Volevo sapere cosa hanno concluso i colloqui delle delegazioni USA-Iran, dato che non sono d'accordo su nulla. Presa in giro stile arabo, bella questa. Oltre a laute mangiate, mi piacerebbe leggerlo. Zelensky, piccolo ducetto, ha fatto dimettere il suo primo ministro tra scandali e arricchimenti. Noi lo abbracciamo cordialmente. E ancora, un altro problema dei delitti dei clandestini è che non avendo nulla non pagano i danni finanziari che fanno. Chi uccide i ladri in casa sua deve dare invece miliardi. Belle meditazioni. E poi c'è Claudio di Albairate: l'Ucraina non è l'Unione Europea, non è NATO, non ci ha mai cagato, ha rotto le scatole alla Russia spalleggiata dagli USA, Gran Bretagna, Germania, Francia, e ora noi ci dobbiamo rimettere? Ma chi siamo, i salvatori del mondo? Tan, ta, ta, tan. E ancora, questi sono i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Ma il Maranza che è stato rimpatriato ha pagato la macchina che ha scassato
o la paghiamo noi? Devo ripetere la musichetta. Tan, ta, ta, ta. Mi ripeto, grande Marco da Mantova è intervenuto prima, lucidissimo. Vannacci? Per me meno di 0, sparirà dopo aver rovinato destra e sinistra, dice Carmen. Vannacci mi ha fregato una volta e non mi frega più. È vero Carmen, te l'ho detto, c'è da fidarsi? Se stiamo con Tajani, Vannacci dà meno guai. Caro Carlo, e qui mi fai pensare ancora di più, perché uno dei miei sogni strani questa notte era stato pure quello, visto che manca pochissimo a Vannacci di superare anche Forza Italia, adesso sta per superare la sinistra, e quando supera Forza Italia ho detto niente, avete capito qualcosa? Io niente. Il caro Generali ha dimostrato di essere un fregone. Dani, ciao Sammy, secondo me Vannacci è furbo, aspetta fino all'ultimo per allearsi alla destra, perché così i media gli daranno visibilità. Invece decidere adesso potrebbe creare degli scontri con la stessa Lega. Brava Dani! Non che dopo non ci crede gli scontri, perché è un competitor che dice le stesse cose che dice la Lega, solo che lui al momento le può dire da uno che non è mai stato al governo e quindi può rimbrottare la Lega dicendo perché non hai fatto questo, perché non hai fatto quell'altro, capito? Quando poi arriva dentro anche lui, la prima cosa, la prima telefonata che riceve sarà da Mattarella, la seconda dall'Europa. Fausto, possibile che nessuno abbia da ribellarsi a questo idiota modo di pensare alla politica? A cosa si riferisce? Dopo le elezioni si discute a Rabata per un anno, il secondo si comincia a minare la maggioranza, il terzo si attuano ribaltoni, trame nere, rosse, alleanze per le elezioni successive, ma la nazione non dovrebbe aspettarsi solo un duro lavoro degli eletti per migliorare questo paese e non contro? Possibile che abbiano fatto negli anni solo leggi a favore dei migranti che minano questa già troppo sbilanciata nazione? Fausto, sbagli, non abbiamo fatto leggi per i migranti, sono i giudici, i magistrati che girano completamente la frittata, capisci? E sono bravissimi. Gli togli o non gli dai la cittadinanza, ma alla fine rimangono sempre qui. A che serve quella proposta? E, caro mio, serve perché c'è la famosa remigrazione, cosa che abbiamo fatto con il Maranza, che ha fatto cose strane davanti al Colosseo a Roma, e penso che lo si possa fare tranquillamente anche con altri, tranquillamente. Metodo educativo per i Maranza? Questi se ne sbattono della cittadinanza, figurati quanto gliene frega del metodo Montessori. Remigrazione a 360 gradi su tutta la linea, ma chiaro, stiamo inserendo questa cosa. Prima di tutto dobbiamo cominciare a dirla questa parola, anche se può fare paura, poi avete visto il film, quello del cattivo che uccideva tutti i cattivi, lo so, è un film che ha turbato, però ragazzi, chi è nel nostro paese si macchia di gravissimi reati, la cittadinanza gliela togli e lo rimandi a casa sua, punto. Se Meloni è nella lista nera dell'Iran è ora di mettere l'Islam fuori legge in Italia, scrive invece Emilio. Interessante. Alla Spezia, zone abitate un tempo da operai, oggi ci sono extracomunitari, non fanno nessuna raccolta differenziata, buttano i sacchetti nella strada, così arrivano i gabbiani, non capisco perché se noi sbagliamo ci multano. Brava Antonia. Ci dobbiamo riprendere i nostri centri storici, sono deturpati da orrendi buchi indiani. Buchi, forse è un altro termine, sudamericani. Non va dato il permesso di aprire nel centro storico. Solo italiani, scrive ancora Antonia. E signori, vi vedo belli tosti, decisamente, di sicuro ora lo sarete di più, perché tra pochissimo vi passo Matteo Orlando, i nostri bacchettoni di formazione cattolica, poi arrivano gli amici dal Parlamento e quindi la belva civile, mi piace la belva civile con il nostro parlamentare Ottaviani che ci porta ogni volta su argomentazioni potentissime. Fatemi ricordare, a proposito di appuntamenti da non scordare, che questo mercoledì comincia la Lega Pontida Fest, ok? Che non è a Pontida quest'anno, è a Cisano Bergamasco, assolutamente lì vicino,
E questo mercoledì, ad esempio, arriverà il presidente Fontana, presidente di Regione Lombardia, con assessori, consiglieri comunali, e proprio della Lega Pontida Fest quest'anno a Cisano Bergamasco parlerò questo mercoledì con uno degli organizzatori. Ricordate, dal 15 al 19 luglio via Dorando Pietri, in quel di Cisano Bergamasco, la Lega Pontida Fest. Poi già da adesso vi dico che il 6 settembre, il 20, c'è la Pontida Nazionale, il 6 settembre ritorna lo Spiedo Padano, e chiaramente Sammy Varin lo Spiedo Padano non manca mai, e saremo lì a mangiare alla birreria La Loggia di Rovato in provincia di Brescia a mezzogiorno. Infine, per chi ci segue in diretta, questa sera alle ore 21 a Milano, via Esterle 29, serata Punto Lega con Marco Giachetti, e non soltanto, anche in via Vespri Siciliani, una serata organizzativa e di confronto tra militanti e sostenitori per uno scambio di idee e di proposte sui prossimi impegni della Lega a Milano. Qua mi fermo, ringraziamo Francesco in regia, tutti voi per i tanti messaggi, ma non cambiate frequenza, perché do la linea a Matteo Orlando di Informazione Cattolica e subito dopo arriva la Belva Civile con il grande Ottaviani. Buongiorno Semmi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Quest'oggi cominciamo la nostra rassegna stampa con l'editoriale pubblicato sul nostro primo sito, vale a dire informazionecattolica.it. Stamane Matteo Castagna ha pubblicato un testo dal titolo La banda Bassotti, com'è andata coi crack delle banche venete? Matteo Castagna riflette sul fatto che c'è un risico delle banche e questo risico va conosciuto per capire certi accadimenti importanti, soprattutto quelle lotte di potere sulla pelle dei più fragili. E si deve ricercare tra i ricordi della truffa subita e della ingiustizia che non ha pace, per scoprire che in questa storia di cordate e di scalate, di duelli e di tranelli, di scontri fra politica e finanza, non ci sono buoni e cattivi, vincitori e vinti, carnefici e vittime, ma le uniche vere vittime sono i risparmiatori, i padri di famiglia, i pensionati. E Matteo Castagna, per il suo editoriale, cita anche un libro del famoso giornalista Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro, il libro che è uscito nel 2026 dal titolo Il re di denari, che viene citato anche nell'editoriale. Per quanto riguarda, carissimo Semmi, invece il nostro secondo sito, vale a dire infobreac.it con la K finale, l'articolo principale che oggi potete trovare aprendo infobreac.it ha come titolo Persino le ONG scappano dai clandestini che volevano accogliere. Di cosa si tratta? Parliamo del collasso del sistema d'accoglienza olandese che ha raggiunto il punto di non ritorno a Ter Apel, offrendo la rappresentazione plastica di un fallimento epocale guidato dalla ideologia delle frontiere aperte. Infatti in Olanda, in questa zona in particolare, persino le organizzazioni umanitarie progressiste, da sempre paladine dell'accoglienza indiscriminata come la Croce Rossa olandese e il Consiglio per i rifugiati, sono state costrette alla resa fuggendo a gambe levate dal perimetro del principale centro di registrazione dell'asilo del paese. La motivazione ufficiale suona come una tardiva ammissione di realtà. L'area è diventata un territorio fuori controllo troppo pericoloso per la sicurezza degli stessi attivisti e l'abbandono del campo da parte delle ONG segue una escalation di barbarie e delinquenza che i residenti della zona denunciano oramai da anni nel totale silenzio delle autorità. Accoltellamenti multipli, rapine quotidiane e aggressioni violente sono diventati la normalità attorno a una struttura satura straripante di immigrati clandestini. Il paradosso tocca il culmine nelle dichiarazioni degli stessi responsabili umanitari, i quali ammettono che gli extracomunitari in attesa all'esterno si derubano selvaggiamente tra di loro, strappandosi persino
computer e passaporti. Quella che la sinistra descriveva come una pacifica marcia di disperati in cerca di protezione si è rivelata per ciò che è sempre stata: una polveriera sociale popolata da individui dediti all'illegalità e scazzottate e violenze di massa e vandalismo. Ecco, questo per dire quello che accade in Olanda e che accade anche spesso in Italia, anche se magari in altri modi. Ieri, carissimo Semmi, abbiamo dedicato un articolo a una notizia che viene invece dalla Slovenia, perché il nuovo premier cancella l'ideologia palestinese e guarda a Gerusalemme. Abbiamo registrato il cambio di passo di Janez Janša, il primo ministro della Slovenia, che ha impresso una svolta immediata e di profondo realismo politico alla politica estera di questo paese confinante con l'Italia. Il nuovo governo di destra, infatti, ha spazzato via la retorica ideologica dell'esecutivo precedente, ripristinando il diritto internazionale e la coerenza nelle relazioni diplomatiche, e il primo e più tangibile segnale di questo cambiamento di rotta è stata l'immediata rimozione della bandiera palestinese dall'ingresso principale del palazzo di governo, dove era stata indebitamente affiancata al vessillo nazionale sloveno, un atto formale quindi che restituisce dignità alle stesse istituzioni slovene. E questo che ha compiuto Janša è un atto di giustizia e di giustezza e di rigorosa aderenza alla realtà giuridica globale. E un altro articolo ancora, carissimo Semmi, che abbiamo pubblicato sempre 2 giorni fa, riguarda la crociata del partito di destra Vox contro il velo islamico, il burkini e naturalmente contro i clandestini. In particolare ci riferiamo alla città di Saragozza, che ha registrato un'importante accelerazione in seguito alla presentazione di una serie di emendamenti alla nuova ordinanza civica da parte del gruppo municipale di Vox. È stato presentato un pacchetto di 18 modifiche che inaspriscono le norme sulla sicurezza, sul decoro urbano e sulla gestione della immigrazione. Invitiamo a leggere quello che è stato fatto a livello locale a Saragozza, perché potrebbe essere un buon consiglio per un po' di amministrazioni comunali in giro per l'Italia. Altro articolo che abbiamo dedicato nei giorni scorsi sempre a questo tema dell'accoglienza, eccetera, riguarda una tragica storia, quella di Emmanuel Abiyesenga, che è stato accolto in Francia, ha vissuto un dramma di sofferenza psichica e addirittura ha avuto modo di incontrare Papa Francesco a suo tempo, e poi invece ha compiuto gesti estremi di violenza, arrivando anche a compiere violenze inaudite. Questo quarantenne ruandese ha aggredito mortalmente addirittura un prete all'interno di una chiesa, e abbiamo raccontato nell'articolo tutta la storia per capire come, diciamo, ci sono problemi anche di carattere psichiatrico a volte in certe realtà legate ai migranti. Un altro articolo sempre sul tema migranti, migrazioni e discriminazioni, ma questo soprattutto tarato sul discorso discriminazione dei musulmani nei confronti dei fedeli delle altre religioni, riguarda il calcio, e abbiamo notato che gli islamici egiziani discriminano i calciatori cristiani, perché negli ultimi 36 anni solo 2 calciatori cristiani hanno vestito la maglia della nazionale maggiore, e addirittura dal 2003 nessun giocatore cristiano copto, che rappresenta addirittura questa religione cristiana in Egitto almeno il 10% della popolazione, stiamo parlando di 10-12 milioni di egiziani, ecco, nessun giocatore copto milita stabilmente nel campionato di massima serie egiziana dal 2003 ad oggi, e anche statisticamente c'è qualcosa che non quadra. Poi, carissimo Semmi, in un altro articolo interessante da approfondire, abbiamo parlato dei mondiali
americani che mettono a nudo i limiti dell'integrazione dei marocchini. Cosa abbiamo voluto dire con questo articolo? Abbiamo voluto dire che il rapporto tra lo sport, l'identità nazionale e i percorsi di cittadinanza è evidente anche nel mondo del calcio. Le accese reazioni di piazza e i disordini da parte di ampie frange di tifosi della nazionale del Marocco residenti in Europa dopo le partite del mondiale della loro nazionale fanno comprendere come in qualunque parte d'Europa siano, non si sono integrati con gli stati che li hanno accolti o addirittura li hanno visti nascere e crescere. E queste comunità marocchine sembrano isolate dal contesto in cui esistono in Europa e sembrano veramente delle realtà ghettizzate, collegate solo con il loro paese d'origine. E abbiamo fatto un articolo che ne parla ampiamente. Ancora, carissimo Semmi, abbiamo ricordato un episodio che secondo il nostro modo di vedere è particolarmente strano, quantomeno, perché la Rama Duvaji, che è la prima donna di New York City, la moglie di Zoran Mandani, il 4 luglio ha pensato bene di non festeggiare la festa nazionale americana, ma di andarsene all'estero per un ritiro islamico. È un qualcosa che ha creato naturalmente molte polemiche nell'ambito politico-sociale americano, anche perché gli americani tengono molto a questa festa e ci siamo anche avventurati noi a riflettere su questo fatto. Poi, carissimo Semmi, per concludere, ritorniamo un attimo sul nostro secondo sito infobreak.it perché abbiamo dedicato stamattina il secondo articolo del giorno a quello che è accaduto a Milano. Come sappiamo, un grave episodio di violenza si è consumato all'interno della stazione della metropolitana. In una stazione metropolitana una giovane donna di 23 anni è stata aggredita e ferita pesantemente al volto da un uomo di 27 anni di nazionalità algerina e in una posizione regolare sul territorio nazionale, e come se non bastasse, quest'uomo era stato fermato dalle forze dell'ordine con l'accusa di furto e di danneggiamento di alcune vetture parcheggiate e aveva anche ricevuto delle misure cautelari stringenti, ma era poi ritornato in giro in poche ore e ha commesso quello che ha commesso. Adesso l'uomo si trova in uno stato di arresto, finalmente, e sapete cosa ha detto alla donna, a quanto pare, come l'ha apostrofata la sua vittima? Che cosa stai guardando? Sono un uomo e un musulmano. Come dire, tu non conti niente, perché alla fine sappiamo qual è la considerazione sulle donne in certi contesti, no? Ecco, carissimo Semmi, per questa settimana la nostra rassegna stampa si conclude qui. Invitiamo tutti gli ascoltatori di Radio Libertà a collegarsi sui nostri due siti www.informazionecattolica.it e Infobreak con la K finale, infobreak.it. Grazie a tutti per l'attenzione e a te Semmi per l'ospitalità. Un caro saluto a tutti. Avete ascoltato Potere al Popolo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura.